Ascolta, togli già. Questa è lunga. I titoli che vedrai rispetto alla scaletta. L'ho visto, sì che sono incasinato. Stasera arriva in Consiglio dei Ministri l'annuncio del Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani. Messaggio ai 5 Stelle chiede una risposta a quei ministri che non hanno dato ancora un riscontro. A Vittorio Veneto ucciso l'ex fidanzata incinta al 6° mese senza alcuna pietà. Oggi in aula bunker a Mestre la conferma della condanna definitiva a 30 anni di reclusione per Mihail Savchuk. Bottario killer dopo la morte di 6 pazienti è in corso un'indagine della Regione Veneto, un caso iniziato in provincia di Vicenza. Maxi operazione antidroga dei carabinieri, stroncato un traffico di droga dalla Spagna diretto alle piazze del Veneto, nel mirino giovani e giovanissimi, 20 arresti. Sparito dalla Biblioteca Capitolare di Verona un volume del 1400 tra i più preziosi al mondo, il furto da record messo a segno in primavera. Fratture industriali governo, nuovo attacco degli imprenditori di Treviso e Padova, parole durissime dal presidente vicario Maria Cristina Piovesana. Montagna Bellunese devastata dal maltempo, mentre continua il lavoro del commissario per l'emergenza Zai arriva un riconoscimento importante, la nomina del comandante interregionale Dattilo a capo nazionale dei Vigili del Fuoco. I titoli dell'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati in apertura, dunque la politica, perché questa sera alle 19:30 quindi tra circa un'ora in Consiglio dei Ministri arriverà la bozza dell'intesa sull'autonomia. Ad annunciarlo il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani, che poi lancia un messaggio ai colleghi Ministri del 5 Stelle chiedendo un riscontro non avendolo ancora ottenuto. Questa sera in Consiglio dei Ministri farò questo, chiederò ai colleghi, i colleghi che non hanno ancora dato un riscontro, che lo diano, perché i tempi ormai sono assolutamente certi e dobbiamo assolutamente arrivare a una conclusione. Il Ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani è pronta a portare alle 19:30 in Consiglio dei Ministri la bozza dell'intesa sull'autonomia. Intorno allo stesso tavolo quei ministri del Movimento 5 Stelle che avevano chiesto degli approfondimenti sul documento. È ora quindi di dare una risposta anche da parte di questi ministeri alla bozza di proposta. Sarà l'occasione dunque per un confronto e per ottenere quelle risposte non ancora arrivate. La politica deve dare una risposta a quella legittima richiesta che è stata avanzata da milioni di cittadini in sede di referendum. Il contratto di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle è chiaro, l'autonomia si fa, ha chiarito il Ministro. Una proposta per l'intesa c'è, è già stata preparata, l'abbiamo già preparata insieme con il governatore ed è stata sottoposta a tutti i ministeri. La cronaca adesso, uccisa l'ex fidanzata Irina Bacale incinta al 6° mese di gravidanza senza alcuna pietà. Oggi in aula bunker a Mestre la conferma della condanna definitiva a 30 anni di reclusione per Mihail Savchuk. Reagisce così Galia, la mamma di Irina Bacale, alza ripetutamente i pugni al cielo in segno di giustizia compiuta. Ha appena saputo che resterà 30 anni in carcere, l'assassino di sua figlia Irina e del bimbo che portava in grembo. Oggi la conferma della condanna in aula bunker a Mestre. Così i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Venezia hanno confermato la condanna decisa in primo grado per Mihail Savchuk, oggi 20enne moldavo, per il quale non è stato concesso nessuno sconto di pena. Sì. Motivi abietti, l'approfittamento delle circostanze di tempo, l'ora di notte, la posizione isolata, eccetera, lo stato di gravidanza della vittima, che è il movente profondo di tutta l'azione, insomma, liberarsi del bambino. Aveva 6 mesi il bimbo che portava in grembo Irina, 20 anni, anche lei moldava, uccisa il 19 marzo dell'anno scorso a Vittorio Veneto, strangolata e poi colpita in testa con una pietra, il corpo abbandonato in un bosco. Oggi in aula toccante l'arringa del legale della sua famiglia. La scienza dice che un feto in gravidanza dopo 2 mesi è completamente formato. Il feto che aveva Irina in grembo aveva 6 mesi. Io non dimenticherò mai le foto che ho visto dell'autopsia, perché quelle parlano, ripeto, più di 1000 parole.
All'epoca dei fatti il killer confessò solo dopo qualche giorno e soltanto perché messo sotto pressione degli inquirenti. La sentenza di oggi ha confermato anche le provvisionali decise in primo grado, ovvero 200.000 euro per la mamma di Irina e 80.000 per la sorella Cristina. E se in aula oggi l'assassino ha fatto scena muta, per lui ha preso parola il suo legale che ha annunciato e ricorrerà in Cassazione. Sì, perché è proprio il disposto della legge che è assurdo, in quanto con l'abbreviato o danno 30 o devono dare 20, non è possibile dare una pena intermedia e quindi evidentemente hanno ritenuto di confermare. E adesso le toccanti e struggenti reazioni della mamma di Irina al termine del pronunciamento della sentenza. Finalmente ha detto: giustizia è stata fatta per mia figlia. 30 anni al criminale, assassino. Oh, sono contenta. Guarda, sono contenta. Grazie, Speriamo grazie. Che le nostre anime si dà la pace. Grazie mille. Sono contenta. Grazie che ha fatto la giustizia bene. Grazie mille. Accoglie tra le lacrime la sentenza che condanna in secondo grado all'assassino della giovane figlia Irina, incinta al 6° mese di gravidanza. Galia, la mamma, in compagnia della sorella Tamara, che in quest'ultimo anno non l'ha mai lasciata sola, abbraccia e ringrazia tutti coloro che l'hanno seguita nel suo dramma anche in aula bunker e piange per la figlia Irina. È un pianto di liberazione che arriva dopo un'attesa di oltre un'ora e mezza di camera di consiglio. Ringrazio tanto a giudici che ha fatto un bel lavoro. Ha fatto la giustizia per la mia figlia. Grazie. Grazie di cuore a tutti. Il suo è un pianto per una figlia che nessuno potrà mai restituirle e un innocente nipotino a cui il padre non ha neanche permesso potesse aprire gli occhi e venire alla luce. È dura. Dura per una mamma, è dura. Un dolore indicibile questo per un genitore che ha perso tragicamente un figlio, un dramma che nessun vocabolario al mondo ha saputo tradurre in una sola parola, al pari di quando si perde una persona cara, come un marito, una moglie, un genitore stesso, perché è un dolore contro natura, ci dice mamma Galia, raccontandoci chi fosse la povera Irina. Irina voleva fare la sua vita, voleva avere il suo lavoro, la sua famiglia. La Irina non pretendeva niente da me. Guarda che era una brava ragazza, una che si alzava dalla mattina, lei lavorava barista nel hotel Città di Conigliano, si alzava dalle 5 mesi solo che deve andare a lavorare per un po' di spiccioli, ma per lei era contenta, sai. Era contenta che lei si dedicava da fare. Batterio killer, dopo la morte di 6 pazienti è in corso ora un'indagine della Regione Veneto. 6 morti, tutti pazienti operati in cardiochirurgia in alcuni ospedali del Veneto. È da qui che parte l'indagine della Regione sulle unità sanitarie dopo la denuncia dei parenti dell'anestesista vicentino 66enne morto il 2 novembre scorso, presumibilmente a causa di un'infezione causata dal microbatterio Chimera che potrebbe essersi annidato in un macchinario per la circolazione extracorporea utilizzato durante gli interventi chirurgici. Riguardo al batterio, la Regione Veneto aveva diramato a maggio delle linee guida nazionali sulla disinfezione degli apparecchi dopo l'allerta relativa al batterio lanciata dalla ditta costruttrice. La famiglia dell'anestesista vicentino deceduto ha sporto denuncia alla magistratura e da lì è partita l'ispezione della Regione che avrebbe raccolto i fascicoli di altri 5 casi sospetti. Le ispezioni sarebbero ancora in corso e la relazione dei tecnici sarà depositata entro alcuni giorni. È accusato di aver ucciso alcuni pazienti, indagato un medico a Trieste. 9 i casi di morti sospette su cui indaga la Procura di Trieste, per i quali è sotto inchiesta un medico dell'ospedale di Cattinara, sospeso dalla professione con un'ordinanza del GIP in coordinamento con l'azienda sanitaria. L'accusa è pesante, il medico secondo la procura avrebbe dato per così dire il colpo di grazia con un'iniezione ai 9 pazienti, per lo più anziani, soccorsi in casa con l'ambulanza del 118 per patologie di varia natura. Nelle siringhe sostanze tranquillanti come Propofol, Diazepam, Midazolam, che in pazienti anziani e fragili hanno con tutta probabilità provocato o quantomeno accelerato il decesso. Nel fascicolo il medico, che per l'inchiesta era già stato trasferito dal 118
118 a un altro reparto, risulta inquisito per omicidio volontario, ma anche per falso in atto pubblico, poiché nelle schede di intervento non avrebbe riportato i farmaci somministrati ai pazienti. Ad accorgersi dell'uso sospetto di uno di questi farmaci, il Propofol, che ha un colore bianco latte che può saltare all'occhio, sarebbe stato un infermiere dell'equipaggio del 118 che a inizio anno ha soccorso un'anziana in una casa di cura cittadina per un malore. Alla donna, subito deceduta, il medico inquisito avrebbe iniettato il sedativo. Sul caso, che ha comprensibilmente destato grande scalpore, abbiamo sentito il dottor Walter Zalucar, per 15 anni a capo del 118, il quale mette nel mirino la questione dei controlli. Ma io posso ovviamente parlare per quando ero io direttore del 118, indubbiamente i controlli, almeno quella volta, erano sicuramente rigorosi, nel senso che noi controllavamo ogni giorno le schede di intervento, si controllavano anche tutto quello che riguarda il consumo di farmaci e soprattutto eravamo anche controllati noi stessi, nel senso che il 118, almeno fino al 2010, era certificato da TÜV Rheinländer con la certificazione ISO 9000, quindi diciamo ben poche cose potevano sfuggire. Torniamo a parlare della montagna bellunese devastata dal maltempo, perché mentre continua il lavoro del commissario per l'emergenza Zaia arriva un riconoscimento importante, la nomina del comandante interregionale Dattilo a capo nazionale dei Vigili del Fuoco. Se fossi la madre dei Gracchi direi ecco i miei gioielli, Dattilo è uno dei miei gioielli. Dalla nuova sede del distaccamento di Vittorio Veneto arriva la notizia che sarà proprio un veneto, un padovano, l'attuale comandante interregionale Fabio Dattilo, il nuovo capo nazionale dei Vigili del Fuoco. Lo annuncia dal palco il sottosegretario all'interno Stefano Candiani, determinato a esportare a livello nazionale l'efficienza dimostrata dal dirigente anche durante la drammatica emergenza maltempo nel Bellunese. È stata una conferma, vorremmo ovviamente fare sempre delle valutazioni a prescindere dalle situazioni di emergenza. Devo dire che nella gestione dell'emergenza che abbiamo visto effettuata in Veneto si è riconosciuto un modello di efficacia che veramente vorrei vedere nel resto d'Italia. È una grande responsabilità e un grande onore nello stesso tempo di rappresentare i Vigili del Fuoco e di rappresentare il Veneto a Roma, perché abbiamo avuto momenti difficili ma abbiamo dato un esempio grandioso. La montagna devastata rimane in primo piano, il commissario per l'emergenza Zaia non si stanca di parlarne, l'attenzione deve rimanere alta, i numeri sono impressionanti e servono a far capire l'entità di un disastro immane. Abbiamo circa 10 milioni di metri cubi di tronchi. Se voi pensate, è come se noi decidessimo di mettere questi tronchi e stenderli per 1 metro di spessore in un prato, ci servono 1000 ettari per stendere tutti i tronchi. Necessario avere uomini sul territorio per far fronte a eventi meteo sempre più estremi, fondamentale rimpolpare gli organici. Questo governo, il sottosegretario ne è illustre rappresentante, ha deciso di portare in finanziaria l'aumento dell'organico di 1500 uomini. Io spero che un po' di questi 1500 uomini, e immagino di sì, saranno dedicati anche alla nostra regione, ma è un bel segnale, dopo anni e anni nei quali non si decideva nulla, adesso finalmente si parla di 1500 vigili del fuoco in più. Dal sottosegretario infine un elogio ai bellunesi colpiti dal maltempo. Chi si piega dopo una catastrofe soggiace, chi si rialza dall'idea proprio che non c'è niente che possa fermarlo, e questo è lo spirito che vogliamo in tutta Italia. E i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno donato 50.000 euro al fondo istituito dalla Regione Veneto per aiutare le popolazioni colpite dal maltempo. Si tratta di soldi che arrivano dal taglio dei loro stipendi. Abbiamo appena donato 50.000 euro del taglio dei nostri stipendi al fondo per i danni causati dal maltempo in Veneto, un segnale concreto per far capire che una politica diversa c'è. Jacopo Berti, Manuel Brusco, Erika Baldin e Simone Scarabel, i 4 esponenti del Movimento 5 Stelle che siedono in Consiglio regionale, hanno destinato al fondo aperto dalla Regione 50.000 euro recuperati dal conto della Onlus 5 Stelle del Veneto, nel quale depositano i soldi che tagliano ai loro stipendi. Questa è l'ultima tranche delle somme che noi abbiamo sul nostro conto corrente e che periodicamente destiniamo ad alcune attività o ad alcune emergenze sul nostro territorio. Il Movimento 5 Stelle non è nuovo ad iniziative simili.
Avevamo già dato 60.000 euro all'emergenza del tornado in Riviera del Brenta, appena insediati, poi abbiamo provveduto a donare altri 50.000 euro del taglio dei nostri stipendi alle scuole per progetti scolastici e ora arrivano, purtroppo per effetti negativi del maltempo, però purtroppo è una cosa che è naturale, arrivano questi 50.000 euro per il territorio e per i cittadini. Dai consiglieri regionali pentastellati poi un duplice invito rivolto ai veneti. Invitiamo chiunque possa a fare una piccola donazione all'IBAN dedicato alla Regione Veneto, oppure potete usare questa scusa per andare nelle nostre montagne quest'anno e farvi le vostre vacanze natalizie, che sarà comunque un segnale molto molto forte che i nostri cittadini lassù si aspettano. L'economia con il nuovo attacco degli imprenditori di Treviso e Padova all'esecutivo, al governo Lega 5 Stelle, attraverso le durissime parole del presidente vicario Maria Cristina Piovesana. No ai populismi di smaccata matrice elettorale, no a una classe politica improvvisata e senza dignità. Parole di fuoco non le manda certo a dire Maria Cristina Piovesana, il presidente vicario di Assindustria Veneto Centro, la compagine degli imprenditori trevigiani e padovani. Una picconata da chi di picconate in passato contro la classe politica ne ha già espresse, che testimonia la frattura sempre più ampia tra una buona fetta di industriali del nord-est e governo. La nota infuocata arriva nel pomeriggio e parte da una prima considerazione. Non è vero, scrive Piovesana, come vuole l'interpretazione politica oggi prevalente, che il popolo ha sempre ragione e va comunque assecondato nella sua volontà. Non è naturalmente in discussione il principio democratico sancito dall'articolo 1 della Costituzione, la sovranità appartiene al popolo, ma Piovesana pone l'accento sulla seconda parte dell'articolo, una sovranità che il popolo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. In altre parole, prosegue, la nostra Costituzione chiarisce che la sovranità popolare è comunque soggetta a dei limiti, limiti che la propaganda politica di questi mesi sembra ignorare o disconoscere. Insomma, continua, nella Costituzione l'interesse della nazione deve prevalere sull'interesse della base elettorale di questa o quella forza politica, esattamente il contrario di quanto oggi vediamo. Poi la seconda bordata. Per anni sono stati attaccati i professionisti della politica, ma credo che la politica abbia bisogno di professionalità, spiega Piovesana. Deve certo rinnovarsi, ma soprattutto tornare ad attrarre le persone migliori che la nostra società può esprimere. Persone che abbiano esperienze, competenze da mettere a disposizione della collettività. Non improvvisati quindi, ma in grado di meritare il rispetto per l'alta funzione alla quale sono chiamati. E chiude con la necessità di restituire alla politica quella dignità che oggi, dice, risulta gravemente compromessa. Ricostruire una classe politica e un metodo politico che siano capaci di interpretare la volontà del popolo, ma senza limitarsi a subirla. L'appello è abbandonare comportamenti faziosi, di conflittualità permanente, di rancore sociali, di egoismo personale, che sembrano essere, chiude, l'unico alimento di cui si nutre e di cui è capace la modesta politica di questi nostri tempi. Parole durissime, parole di imprenditori sulle barricate. Torniamo alla cronaca, dalla Spagna a Padova, per essere distribuite in varie province del Veneto, soprattutto a minorenni. I carabinieri di Venezia hanno smantellato una banda di trafficanti. Operazione Indoor, un anno di indagine da aprile 2017 ad aprile 2018 che ha portato i carabinieri di Venezia ad arrestare 20 persone su 41 indagati, di cui 3 in carcere, 9 ai domiciliari e 6 con obbligo di dimora per traffico internazionale di stupefacenti in concorso. 10 italiani e 10 di origine moldava, ucraina e albanese. Un'operazione che praticamente ci ha consentito di debellare, di sgominare un gruppo criminale che importava quantitativi di sostanza stupefacente, sia marijuana che hashish, nelle province di Venezia, Treviso, Padova e Vicenza. Tutto il Triveneto praticamente veniva rifornito attraverso 2 canali di approvvigionamento che facevano riferimento alla Spagna. In Spagna infatti la produzione era considerata di alto livello. Da Almeria a Malaga poi lo stupefacente veniva dirottato tramite autobus nel Padovano. Tutto è partito da sequestri di marijuana effettuati anche nei pressi delle scuole dalla polizia locale di Mira, che è stato fondamentale, e dai carabinieri della tenenza locale. La cosa che ci ha più allarmato, preoccupato, è diciamo che, per dare giusto merito da dove è partita l'indagine, diciamo che la segnalazione è venuta dalla polizia locale di Mira, che ci ha offerto una grande collaborazione, una grande sinergia, e da lì noi l'abbiamo sviluppata.
Nel corso degli arresti eseguiti all'alba anche in Austria e Spagna, oltre che nelle province venete interessate, sono stati sequestrati circa 40 kg di stupefacente, a fronte dei 200 intercettati nel corso delle indagini. È stato eseguito anche il sequestro preventivo, misura che si sta rivelando sempre più efficace. Un rilevante risultato anche con il sequestro per equivalente di beni, cioè questa grossa batosta che gli diamo dal punto di vista patrimoniale, che forse è veramente la parte più significativa di questa operazione. Un'operazione che consentirà di togliere a queste persone, complessivamente sono 41 gli indagati, quasi 1 milione di euro perché è stato quantificato sostanzialmente per ognuno di loro quanta sostanza stupefacente hanno venduto e quindi per lo stesso importo dovranno restituire allo Stato. Diverse le modalità di approvvigionamento nel territorio veneto. Tra i tanti un 24enne di Selvazzano Dentro nel Padovano, residente nel Veneziano, non avendo la patente si riforniva di 5 o 6 kg di stupefacente alla volta per poi trasportarlo in taxi. In 6 mesi avrebbe avuto un utile stimato pari a 160.000 euro. Un libro di valore inestimabile, risalente al 1400, è stato rubato alla Biblioteca Capitolare di Verona, la più antica del mondo. Il furto è stato scoperto solo dopo alcuni mesi e da tempo sono state avviate le indagini dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio. Il manoscritto era custodito assieme ad altri tesori. La Biblioteca Capitolare, di proprietà della Diocesi di Verona, conserva 200 manoscritti, 245 incunaboli, 2500 cinquecentine, 2800 seicentine e altri 70.000 volumi. È aperta al pubblico per visite guidate ed eventi culturali che sono gestiti da una fondazione privata. Ci separiamo adesso per pochissimi istanti di pubblicità, a tra poco. Di nuovo in diretta per parlare di testamento biologico, così come regolato da una nuova legge entrata recentemente in vigore, è stato oggetto di una campagna informativa ai cittadini dell'USL 5 Polesana. Ufficialmente si chiama DAT, disposizioni anticipate di trattamento, ma è meglio conosciuto come testamento biologico o biotestamento. È uno degli aspetti più importanti della legge 219 del 22 dicembre 2017, che regola la relazione di cura e fiducia tra paziente e medico, la terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e la dignità nella fase finale di vita. Il DAT, o testamento biologico, prevede appunto la possibilità di esprimere le proprie volontà in materia di trattamento sanitario in previsione di una futura incapacità di autodeterminarsi. È la volontà di un trattamento che non sia accanimento, che mantenga però la dignità della persona e che prosegue la vita della persona fin tanto che si spegne naturalmente ma senza dolore. A Rovigo, nell'US 5 Polesana, il Comitato Etico per la Pratica Clinica ha analizzato i contenuti della nuova legge, preparando una sorta di decalogo affinché chiunque intervenga in questo percorso, dal personale ospedaliero ai medici di medicina generale agli enti locali, abbia le indicazioni necessarie. Una campagna informativa riguarda anche i cittadini. Molti la confondono con l'eutanasia, ad esempio, no? Sono cose completamente diverse. L'eutanasia è la morte procurata, mentre quella che è prevista di disposizione di trattamento è la morte causata dalla malattia, che cerchiamo di attutire in qualche modo. Grazie a questo lavoro nei reparti del nostro ospedale è iniziata da parte di alcune persone, di alcuni cittadini, la richiesta dell'applicazione di una sedazione palliativa profonda. La fine di una vita può però anche significare la prosecuzione di un'altra. Il Polesine è ai primi posti in Veneto nella donazione d'organi. Cito solo un esempio: nel 2017 ci sono state 18 accertamenti di morte cerebrale e 15 donazioni di organi. Nel 2017 ci sono state più di 120 donazioni di cornea. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, questa sera parleremo della situazione delle nostre montagne dopo l'alluvione di fine ottobre, inizio novembre. In studio il professor Emanuele Lingua. Con le notizie del Veneto ci fermiamo qui, alla previsione del tempo, grazie per l'attenzione e buona serata. Ben ritrovati al Meteo. Sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ma vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto sarà una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Ampio soleggiamento sulla nostra regione, con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo per innocui addensamenti. Temperature minime tra lo 0 e i 7 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 9 e 12 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una giornata all'insegna del bel tempo, asciutto e stabile ovunque. Non sono infatti attese precipitazioni particolarmente degne di nota. Il cielo tuttavia si presenterà irregolarmente nuvoloso e spesso anche coperto. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 9 e 11 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori della nostra regione. Sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono attese piogge. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 11 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.